Presidente, ci siamo visti domenica a Pieve in occasione di questi 100 anni della Pievigina. Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere e questa sera torneo tra l'altro importante, insomma è un torneo dove la federazione si fa sentire. Sì, no, io vengo sempre volentieri qua nel Trevigiano perché domenica a Pieve di Soligo abbiamo festeggiato alla grande i 100 anni della Pievigina. Qua il torneo della Marca è il torneo, la Marca è la culla del calcio giovanile, lo diciamo sempre, e il torneo della Marca è uno dei tornei che evidentemente mette in risalto questo fattore tecnico che è orgoglio dello sport trevigiano sicuramente. Direi che anche il movimento, insomma, vedo che l'interesse c'è sempre, anno dopo anno sempre maggiore. Osservazione perfetta, osservazione giusta che speriamo che sia veri, nel senso che la paura, noi siamo accompagnati sempre da una certa aura di, come si dice, di timore, di paura per le prossime iscrizioni, per questa benedetta legge dello sport che ci sta danando. Noi siamo intervenuti con il CONI, siamo intervenuti con la Regione del Veneto assieme appunto al CONI, l'ha detto, non lo dico io, l'ha detto il presidente del CONI Dino Ponchio, non le federazioni ma CONI con FIGC e Regione Veneto. Speriamo di riuscire a cambiare ancora qualcosina, basterebbe poco perché gli effetti di questa legge si sentissero poco. Avevamo accennato anche quel discorso dei giovani del prossimo anno 2023-2024, no? Adesso è confermato, hai avuto un colloquio definitivo con l'eccellenza e con la promozione? Hanno scelto le società, noi abbiamo deciso questo, insomma, le società sceglieron, tant'è che noi avevamo indicato 2005 e 2006 smentiti e hanno scelto 2004-2005 e va bene così perché sono loro che poi vanno in campo. Quindi io faccio un cenno al mio amico presidente della Toscana che ha detto ma non se ne parla nemmeno, noi se vogliono i giovani 2005-2006, leggo proprio oggi che hanno scelto un solo fuori quota e 2005, le società sono così.